L'Epifania tutte le feste porta via. Anche quest'anno la parrocchia San Michele Badiola ha organizzato un evento per concludere in bellezza le festività natalizie in centro cittadino, ovvero l'Arrivo dei Tre Re, una rappresentazione storica con la quale è stato simulato l'evento che vede i Re Magi protagonisti. 1 gennaio 2020, per la prima volta nel centro storico di Agrigento, nel nostro quartiere di San Michele, il corteo storico dei Tre Re, la festa dei Tre Re, i Re Magi che sono partiti con i cavalli e tutto il corteo storico da Madonna degli Angeli attraverso la Madonna degli Angeli, poi via lunga San Michele fino al presepio del centro storico. I Re Magi hanno portato ora incenso e mirra al bambinello Gesù. Poi abbiamo fatto festa con panettone e regali per tutti i bambini. È stata una serata bellissima, memorabile. Ringraziamo al nostro prete, Don Sergio Bonvissuto, e a tutti quelli che hanno partecipato per la bella riuscita di questa festa dei Tre Re. Siamo sognatori e tra la scienza e la follia, quella stenza luminosa che ci precedeva nel cielo ha acceso nel nostro cuore il desiderio di andare oltre i confini. Lungo il cammino la stella illuminava non solo il cielo sopra di noi, ma anche le mappe interiori del nostro cercare. Essa si è fatta luce nel nostro buio, a ricordarci che nessuna esistenza è condannata all'oscurità. Per andare alla grotta solo il 25 dicembre. Sarete ancora rimasti fermi, fin quanto amate una vita tranquilla e restate dentro la zona del vostro comfort, non ci sarà nessun sussulto dentro di voi. La vita inizia quando l'inquietudine ti spinge al viaggio, quando ti metti in cammino, quando cerchi il significato vero delle cose.